Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati con l'edizione giorno per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Partiamo subito con gli aggiornamenti in merito all'incidente stradale di questa mattina in tangenziale a Udine. Non è in pericolo di vita la persona alla guida dell'auto, rimasto incastrato tra le lamiere contorte nel violento sinistro della strada, accaduta questa mattina poco prima delle 8 lungo la tangenziale ovest di Udine, all'altezza del viadotto con la strada regionale 353 in direzione del casello di Udine Sud e della tangenziale meridionale del capoluogo friulano. Per causa in corso di accertamento, l'auto, inquadrata nel video, si è scontrata con un mezzo pesante che procedeva nella corsia di marcia. La persona alla guida è stata estratta con l'ausilio delle pinze oleodinamiche da parte dei vigili del fuoco, presa in consegna dall'equipe sanitaria, trasferita e ricoverata all'ospedale di Udine. Per sua fortuna è sì grave, ma fuori pericolo di vita. Ricoverato al nosocomio udinese anche l'autista a bordo del mezzo pesante. Disagi alla circolazione vista l'ora di punta. La normalità è tornata poco prima di mezzogiorno, quando la carreggiata è stata resa percorribile nella massima sicurezza. Insomma, veramente incredibili le immagini, come detto, per fortuna la persona è fuori pericolo di vita. Adesso ci trasferiamo a Pordenone per un'operazione di polizia per dire che un uomo di 58 anni, originario del Catanese, è stato arrestato dalla mobile di Pordenone. Su lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania per una pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione per un'associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, fatti commessi in provincia di Catania tra il 2007 e il 2017. Le indagini, condotte in collaborazione con la mobile catanese, hanno consentito di individuare il 58enne etneo in un comune della pedemontana del Friuli occidentale, nell'abitazione di alcuni familiari. L'uomo è ritenuto esponente di vertice del clan mafioso Scalisi di Adrano, in provincia di Catania, articolazione territoriale del clan mafioso Laudani, sempre di Catania, fa sapere la questura di Pordenone nella nota. Era stato già tratto in arresto l'11 luglio 2017 dalla mobile di Catania, in quanto destinatario di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP Etneo unitamente ad altre 38 persone appartenenti al sodalizio degli Scalisi, un'associazione per delinquere di stampo mafioso attiva negli ultimi anni in Sicilia e dedita al compimento in via sistematica di gravi reati quali la detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentati omicidi, estorsioni, rapine, furti, ricettazioni, commessi anche con l'uso delle armi al fine di agevolare le attività illecite dell'associazione. L'uomo è stato trasferito al carcere di Tolmezzo. E adesso parliamo del maltempo. Per fortuna l'ultima ondata ha risparmiato il Friuli Venezia Giulia, ma ha lasciato il segno nel Veneto. L'ultima ondata di maltempo ha risparmiato il Friuli Venezia Giulia, ma ha colpito il vicino Veneto, in particolare le province di Vicenza e Verona. 170 interventi da parte dei vigili del fuoco ancora in corso per la rimozione di rami, alberi, tetti scoperchiati, cornicioni pericolanti e altro ancora, dopo il passaggio del Fortunale. Già dalle 19 di ieri e per tutta la notte le chiamate di soccorso hanno intasato i centralini dei vigili del fuoco. Pioggia, grandine e forte vento, l'ira della natura non ha lasciato scampo. Per fortuna non si registrano feriti. In corso la conta dei danni materiali e nel campo agricolo in particolare, dove la grandine ha lasciato il segno alle colture di stagione pronte alla raccolta o in fase avanzata della loro produzione.
Andiamo a chiudere, ci trasferiamo a San Giorgio di Nogaro perché la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle autonomie locali per Paolo Roberti, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Consiglio e giunta rimangono pertanto in carica sino alle elezioni del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 12 settembre e il 14 novembre prossimi. Fino ad allora le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco Massimo Bocchini. Il primo cittadino, Roberto Mattiusi, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica il 10 giugno scorso, dimissioni diventate efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione e quindi, il 1 luglio 2021. Si è reso dunque necessario procedere all'approvazione della delibera dello scioglimento dell'ente e successivamente alla conseguente adozione del decreto da parte del Presidente della Regione. Va ricordato che il Comune di San Giorgio di Nogaro aveva rinnovato gli organi elettivi nel turno elettorale del 29 aprile 2018. Secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 del 2021, le elezioni degli organi dei comuni, il cui mandato scade nel 2021, si tengono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre. La stessa norma ha disposto che qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgano in una data compresa nel medesimo arco temporale, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 luglio 2021. E questo è il caso del comune di San Giorgio di Nogaro, il quale si aggiunge così ai 37 comuni friulani in scadenza che andranno alle elezioni nel prossimo autunno. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Vi ricordiamo anche che alle 17:30 avremo un'edizione speciale di Friuli TV dove parleremo di sanità e chiaramente non solo per quanto riguarda il caso De Monte, ma anche per quanto riguarda tutto il sistema sanitario che purtroppo non sempre funziona dal verso giusto, anche in quella che viene definita la lontana provincia dell'impero. A più tardi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.